Il ritorno delle province sembrava cosa fatta, invece il DDL, che contiene le norme che permettono l'elezione diretta delle province, si arena in commissione bilancio all'ARS. Il problema sono i costi e la richiesta ancora non evasa da parte della commissione all'assessorato bilancio per capire quanto incide economicamente questa riforma, tenuto conto che la stessa ha previsto un allargamento dei numeri dei consiglieri e assessori provinciali che, secondo qualcuno che si è spinto a fare il calcolo, potrebbero ammontare a 4 milioni di euro. È molto probabile che le acque non perfettamente calme tra i partiti che sostengono la maggioranza Schifani abbiano dunque fatto propendere i deputati per un rinvio dell'esame della questione, anche perché di fatto Forza Italia e Democrazia Cristiana sollecitano la definizione dell'iter e nel frattempo Schifani ha nominato i nuovi commissari. Fratelli d'Italia prende tempo in attesa che, in vista della controriforma che dovrà essere predisposta a livello nazionale, si potrebbe approvare all'ARS un DDL in contrasto. Nessun problema ad analizzare meglio il disegno di legge, ha detto qualcuno tra i meloniani, ma dovremo fermarci in attesa che Roma legiferi e reintroduca le province. Se ne parlerebbe nel 2024.